Porto bandiera! Riposo. Allora, grazie comunque, adesso passo la parola alla vice sindaco per l'occasione meravigliosi parolini. Aspetta, dopo magari non plasi. Buongiorno e grazie per l'occasione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. La Repubblica e tutela con norme di pueste le minoranze linguistiche. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso,
a 3 bande verticali di uguali dimensioni. La giornata del 2 giugno celebra la festa della Repubblica Italiana, ricordando il referendum tenutosi questo stesso giorno nel 1946, un anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in cui ci aveva trascinato il fascismo, complice la monarchia che non ostacolò quella dittatura. L'affluenza al voto fu altissima. Nel 1946 gli aventi diritti al voto erano 28 milioni. I votanti furono quasi 25 milioni, pari all'89,08%. Le donne ebbero un ruolo e un peso determinanti, votarono infatti 13 milioni di donne contro i 12 di uomini. I giornali, e il dato è confermato dai risultati diramati dal Ministero dell'Interno, registravano un'affluenza alle urne che di provincia in provincia variava dal 75 al 90% degli aventi diritto. Quella scelta espressa con suffragio universale segnò la fine dello Stato monarchico e la nascita della Repubblica. I voti validi, 23.437.143, si espressero a favore della Repubblica, 10.718.502 a favore della monarchia. Da quel risultato prese inizio l'iter costituente che culminò con la Costituzione italiana di cui ho letto i primi 12 articoli, i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Perché leggerli uno per uno? Perché ritengo che iniziare dalla lettura della Costituzione sia il modo migliore per celebrare la festa della Repubblica e per non rischiare di scivolare nella retorica. La conoscenza diretta dei principi fondanti del nostro Stato è il primo passo verso la presa di coscienza del nostro essere cittadini liberi e partecipi, come volevano i nostri padri costituenti con tutti i 139 articoli e le norme transitorie e finali. La Costituzione della Repubblica rappresenta per noi cittadini la base su cui si fonda il nostro Stato, democratico, libero e in pace. Ma ognuno di noi ha il dovere di non dare per scontato né la democrazia, né la libertà, né la pace. Negli ultimi 2 anni ci siamo resi direttamente conto di quanto siano preziose. Prima gli effetti della pandemia, ora le vicende belliche. Lo scenario internazionale ci preoccupa e ci auguriamo che i venti della diplomazia soffino con forza per spegnere la guerra, e purtroppo non l'unica nel mondo, che sta mietendo migliaia di vittime a poche centinaia di chilometri da qui. Ovviamente non possiamo noi singoli cittadini intervenire direttamente per risolvere quel conflitto, ma ognuno di noi, fin dai più giovani, può impegnarsi nel coltivare il seme della pace affinché cresca rigogliosa la cultura della democrazia e della libertà. Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. Adesso la nostra segretaria vuole aggiungere 2... Però non scherzo. Grazie a tutti, adesso facciamo un piccolo cin cin. La cerimonia è terminata comunque.